sull'argomento controlli con il nostro ospite Raffaele Padrone, che è il nostro, come dire, esperto di sicurezza, vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato. Buonasera Padrone. Grazie a voi. Allora, dobbiamo fare i complimenti stavolta ai pordenonesi, intendendo per pordenonesi i cittadini del Friuli occidentale, perché nonostante i controlli anche piuttosto, insomma, serrati nel weekend di Pasqua, ci sono state 0 contravvenzioni come dire, legate alle misure anti-Covid, insomma. Sì, io direi che, guardi, io parto dal numero nazionale. Un numero nazionale che vede 120.000 controlli nella sola giornata di ieri. 120.000 sono tanti perché ci sono stati questi servizi specifici per il controllo Covid, laddove c'era chiaramente la città o il luogo chiaramente che poteva attrarre turisti, e quindi i numeri sono leggermente lievitati nel confronto alle altre giornate dei controlli che, come è stato detto nel servizio, vengono effettuati anche nella nostra regione, nella nostra città, almeno 3 volte alla settimana. Vengono attivati questi servizi di controllo voluti dal prefetto e dal questore, chiaramente nel territorio della nostra provincia. Quindi una collaborazione chiaramente che va dalla Polizia Municipale ai colleghi della Guardia di Finanza, ai Carabinieri e chiaramente alla Polizia di Stato. 120.000 persone controllate su un totale di 3.476 contravvenzioni. Voglio dire che anche a livello italiano, se siamo 54 milioni o quello che siamo, più o meno, credo che 3.400 contravvenzioni siano chiare, che gli italiani, insomma, le disposizioni le seguono. Il problema è che credo che è inutile nasconderci che noi in Italia siamo quelli più tartassati economicamente, e chiaramente anche oggi gli esercenti si sono fatti sentire in piazza, e fatalità, negli scontri davanti a Montecitorio, chi ci va di mezzo ancora persone delle forze dell'ordine a cui rimasti feriti, a cui chiaramente i miei auguri di pronta guarigione ai colleghi. Ovviamente noi sempre da cuscinetto tra quelle che sono le magagne e le costruzioni di un governo e quelle che sono poi le norme da seguire. La gente è stufa, la gente è stanca, e io spero che quando la gente vede e incontra la polizia per un controllo si sappia comportare, perché abbiamo avuto anche noi in città, su 200 persone fermate, 2 persone che si trovavano al di fuori della propria abitazione, giustificato motivo, dopo le 22, quindi anche a Pordenone. Quindi non proprio 0 contravvenzioni, ma comunque, insomma... Sì, 2 contravvenzioni perché si trovavano al di fuori dell'orario previsto. Quindi voglio dire, la gente sta attenta, la gente rispetta, però io credo che dall'esercente al cittadino normale la gente è stufa. Allora, dopo guardiamo le situazioni vaccinali. Io ho sentito prima, quando lei ha fatto la domanda, giustamente siamo in guerra, perché di guerra parliamo, siamo in emergenza, siamo in guerra. Si fanno le pause vaccinali, solo in Italia. Poi mi si dice e mi si chiede perché la gente parte dall'Italia e va in Serbia a farsi il vaccino, dove lo può anche scegliere. Infatti si parlava di continuare con le vaccinazioni giorno e notte, però sì, infatti, Pasqua e Pasquetta sono sacre. Guardi, noi della questura di Pordenone, il signor questore ha messo a disposizione l'ufficio sanitario per i cittadini, e non capisco perché chi è dotato non solo di strumentazione, ma deve fare questo servizio, chiude il giorno di Pasqua. Cioè, siamo all'assurdo. Allora, credo che una grossa responsabilità ce l'abbia la direzione dell'azienda sanitaria. Io so che come spara sulla Croce Rossa, però io dico o cambia questa direzione. Certo, direttore, lei ha perfetto. Se no, ragazzi, ma si la può, vedo molto che dura noi, qua, noi in Italia tutte le responsabilità come sempre. Noi in Italia partiamo e andiamo in Serbia. Non me ne vogliono quelli della Serbia, e possiamo scegliere anche il vaccino. Ma siamo alla vergogna totale. Allora ditemi cosa è cambiato da prima, dall'avvocato Conte a questo signor Draghi, che tutti stimano, stimo anch'io, grandissima persona,
però ci ha dovuto mettere un generale con le sue mostrine, però alla fine se non arrivano i vaccini e se la gente non viene vaccinata siamo da tutto da capo. Va bene, grazie a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale FSP Polizia di Stato, tanto ci vediamo anche la prossima settimana perché è un graditissimo ospite fisso. Grazie. Grazie per il suo contributo. Grazie a voi, grazie a casa. Trovata con quasi 2 kg di marijuana complessivi in casa in 3 distinte perquisizioni avvenute nell'arco di 10 giorni, una 55enne di Morsano al Tagliamento è finita in carcere la domenica di Pasqua, coinvolta in un incidente stradale a Ronchis il 24 marzo, è stata vista uscire dall'abitacolo dell'auto barcollante, odorava di alcol e di marijuana, proprio per questo i carabinieri hanno proceduto ai controlli del caso e hanno proprio trovato questa quantità importante di stupefacente in casa.